Una risorsa, il grana padano di Gazzo. Una risorsa prodotta da questa cooperativa, dalla cooperativa sociale Centro di Gazzo, che è una realtà eccezionale nel nostro territorio, una realtà di assoluta eccellenza nel nostro territorio che ci porta, diciamo, a tutta la struttura di Prati Stabili della Desta Brenta, che è una struttura molto particolare del territorio padovano, che si colloca esattamente a nord-est del territorio padovano e ci porta alla zona delle risorgive, alla zona appunto dove viene prodotto questo latte straordinario che poi produce un formaggio che quest'anno ha raggiunto anche dei numeri importanti, oltre 35.000 forme di grana padano prodotte nell'anno 2024, oltre 700 quintali di latte lavorato giornaliero dalla cooperativa e anche una forma di cooperativa sociale che resiste, dà ottimi risultati per i soci, 0,86 euro per litro di dividendo e quindi crea anche economia e crea forza anche per i 28 soci che partecipano alla cooperativa. Ricordo, fondata nel 1928, quindi siamo quasi a 100 anni della cooperativa. Cosa è possibile fare per valorizzare ulteriormente questa risorsa? Si può far conoscere maggiormente quella che è una realtà, ripeto, straordinaria e di assoluta eccellenza del territorio e in questo bisogna potenziare, vediamo che i nostri marchi del Veneto, i prodotti veneti, made in Veneto e made in Italy sono prodotti che sono assolutamente straordinari e sono particolarmente apprezzati nel mondo e hanno quel di più che li distingue da tutto il resto, questo per quello che è stato creato da tutta una serie di prodotti dell'agroalimentare del nostro paese e l'agroalimentare che si sposa con questi prodotti lattiero-caseari assolutamente di eccellenza della cooperativa del centro di Gazzo. In un mondo che corre veloce, noi siamo legati alle radici. Il nostro paese è un paese a prevalenza agricola, i prati stabili la fanno da padrona. Io sono veramente orgogliosa, l'amministrazione comunale ne è altrettanto orgogliosa, proprio di questo paese. Lo difenderemo sempre, difenderemo l'ambiente e il territorio, perché noi siamo quello che mangiamo e se noi produciamo un cibo buono, un cibo sano, noi saremo persone più forti e persone più consapevoli. Fortunatamente rappresento 28 famiglie di cui sono orgoglioso di portare avanti questa tradizione di questa cooperativa che dà frutto e ha portato a risultati eccellenti, proprio perché siamo una famiglia unita ed è giusto credere in questa cooperativa che continua a lavorare bene e a portare ottimi risultati per i nostri soci. Penso che sia la cosa più importante. E la valorizzazione del territorio, abbiamo la fortuna di vivere su un territorio di prati stabili che ci dà possibilità di avere anche un prodotto molto particolare che dà molto rispecchio anche al formaggio che risulta ottimo e di un ottimo sapore e di un'ottima qualità.